è proceduto a perquisizioni e sequestri per verificare l'ipotesi che in uno di quei luoghi sia avvenuta l'aggressione ad Anica e su uno di quei veicoli che abbiamo perquisito e sequestrato sia poi stato trasportato il suo cadavere. Quindi una svolta è un termine eccessivo, diciamo che è una tappa in un percorso di indagine che è ancora in itinere. Ecco, l'ipotesi di reato, comunque quello di omicidio volontario. L'ipotesi di reato naturalmente rimane quella di omicidio volontario. Senti, adesso ci saranno anche gli accertamenti del RIS. Naturalmente sui luoghi, sui veicoli sequestrati ci saranno degli accertamenti tecnici ripetibili, in parte anche delegati al RIS di Parma, in parte effettuati dalla sezione specializzata in polizia scientifica dei Carabinieri di Treviso, volti a verificare la presenza di tracce del passaggio di Anica, tracce eventualmente di un'aggressione a questa,